In testa c'è una tempesta, baby dai ti prego resta, nei tuoi occhi ci rivedo quando sto con te. Che cosa è successo in questo finale di partita? Che cosa è successo? Vabbè, va giù, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, Batman Napoletano. Scusate se mi vedete con le cuffie, ma mi stavo vedendo la partita da un sito che ho sul computer, perché quello sul telefono, replay sul telefono, no, replay scusate, Mouse, che se non sbaglio ha trasmesso Sky, vabbè, uno di questi due programmi non mi andava, e quindi ho dovuto vederla come si chiama, dal computer. Vabbè, allora, Bayern Monaco, PSG 1-1. Allora giù, va al gol Harry Kane e poi ai primi minuti, primo tempo, al gol Ousmane Dembélé su assist del miglior giocatore, possiamo dirlo, miglior giocatore del mondo degli ultimi 3-4 anni, lo possiamo dire? Sì, lo possiamo dire, il miglior giocatore degli ultimi 3-4 anni è lui, è tutto ad Assasito. Ah, perché è lui il miglior giocatore degli ultimi 3-4 anni. Poi potete dire quei nomi che volete voi, ma Kvaratskhelia che ci mette lo zampino per il gol che porta a PSG in finale di Champions contro l'Arsenal, è lui che ci mette lo zampino e fa segnare Ousmane Dembélé. Chi è che mette gli assist a Ousmane Dembélé se non è Kvaratskhelia? Ditemi voi che vi credete chissà chi nel mondo del calcio. Se Kvaratskhelia a gennaio dell'anno scorso non fosse andato a Parigi al PSG, ma secondo voi il PSG potrebbe aver vinto la Champions l'anno scorso 5-0 contro l'Inter? Secondo voi potrebbe essere arrivato quest'anno in finale contro l'Arsenal? Secondo voi sì o no? Secondo me se non ci andava il PSG non faceva queste due grandi stagioni. Intanto tutto live, mo sto facendo, non mi ricordo quando ci sarà la finale di Champions. Quindi ora tutto live andremo a vedere finale di Champions 2026. Allora, la finale di Champions si giocherà il 30 maggio. Oggi ne abbiamo, quante ne abbiamo oggi? 6. Quindi a fine maggio, come sempre. L'anno scorso si giocò il 31, non mi vorrei sbagliare. Ci sarà appunto PSG Arsenal. Secondo me, io ve l'ho detto ieri, chi vince Bayern Monaco PSG vince la Champions. L'ha vinta questa partita, l'ha vinta il PSG e secondo me la Champions per il secondo anno di fila la vincerà il PSG o giù, è un dato di fatto, dai. L'Arsenal punta solo alla, come si dice, alla Premier League, al campionato inglese, non se ne importa della Champions. Si ha voluto fare un gran percorso in Champions. Ricordo che è stata l'unica squadra a vincere tutte le partite del girone a classifica, a fase a campionato, dove il Napoli arrivò ottantesimo, non mi fate ricordo. L'Arsenal vinse tutte le cose, non il Bayern Monaco, che tipo non mi ricordo se ne pareggiò una o ne perse una, non mi ricordo sinceramente, ma vabbè, vai giù. Allora, ci sono stati, ok, dei due falli di mano che da parte del PSG da parte del PSG sì, che hanno influito un po' sulla partita, magari non mi ricordo se era in area di rigore oppure no. Sono troppo sorpreso sinceramente. E poi io mi sono perso i primi 5-10 minuti
del primo gol di Kvara. Infatti ho visto poco, ho visto solo il replay del gol di Dembélé o del primo detto Kvara. Quindi se qualcuno qui sotto nei commenti me lo può spiegare meglio, mi fate un favore. Perché stavo studiando, quindi non sono riuscito a vedere. Vabbè, vai giù. Questi due tocchi di mano, sì, potrebbero aver influito, però non tanto, perché magari ci sarebbe sì stato un 1-1, sarebbe continuato un 1-1 e non magari un 2-1 oppure un 3-1 per dire. Ci sarebbe stato sì sicuramente l'1-1, però io devo dire mi aspettavo più il passaggio del PSG, sono sincero, e avrei sperato per il passaggio del PSG, eh. Vabbè, va giù, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e di dirmi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita. Ciao, va giù. In testa c'è una tempesta, baby dai ti prego resta, nei tuoi occhi ci rivedo quando sto con te.